Piromane spaventa la periferia, altre 2 automobili incendiate nella notte, stavolta in via Paisiello. Il questore Ostuni avverte: lo staneremo. Trieste è cambiata ma non è insicura, il punto annuale sulla sicurezza da parte della questura che punta sulla prevenzione. Furti nei locali a Muggia, colpiti 2 locali attigui nella zona del Mandracchio, la storica trattoria risorta e la neonata cicchetteria. Case, vacanze, bed and breakfast a Gorizia in occasione della Capitale della Cultura 2025, la questura si prepara ad una stretta sui controlli. Serve avere parità di giudizio tra regioni, non può esserci il terzo mandato in una e in un'altra no. Le parole del governatore Fedriga sul caso che scuote la maggioranza. Gelo e bora in arrivo, temperatura impicchiata in tutto il Friuli Venezia Giulia fra domenica e lunedì. A Trieste la settimana inizierà con raffiche di bora a 100 km/h. La doppietta di Marco Olivieri regala all'Unione una importantissima vittoria nello scontro a salvezza contro il Calviano Terme. Decidono il match 2 rigori nel secondo tempo. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Cresce ulteriormente nella periferia est della città, a Trieste, la paura e l'ansia per il ritorno in azione del piromane che se la prende con le auto in sosta. Nella notte 2 auto sono state date alle fiamme in via Paisiello. Siamo un po' tutti preoccupati, questa mattina ho sentito le persone della zona. Speriamo che finisca qua il fatto, ma non si sa. Ancora auto date alle fiamme, siamo in via Paisiello, questa volta 2 auto bruciate nella notte con l'intervento dei pompieri e anche dei carabinieri che stanno indagando sul caso. Si teme quindi l'azione di 1 o più piromani. Successe una cosa simile pochi giorni fa in via Gravisi, poco distante da dove siamo adesso, e adesso i residenti hanno paura, si chiedono chi sarà la prossima vittima. Di nuovo colpita la zona di Poggi Sant'Anna, episodio identico a quello di via Gravisi di alcune notti fa. È stato appiccato il fuoco a un'auto e le fiamme hanno avvolto anche l'automobile parcheggiata a fianco. Super lavoro dei pompieri anche questa notte per spegnere l'incendio ed evitare che il rogo si estendesse ad altre vetture, innescando un effetto domino. Questi qua sono atti vandalici fatti da persone che non hanno considerazione, non consapevolezza del fatto che hanno fatto un danno non da niente, perché le assicurazioni non pagano questi danni qua, e quindi per forza di cose ci sono delle spese oltre che anche un po' di paura, no? Noi abitiamo qua. Non è escluso che l'autore o gli autori del rogo siano gli stessi che hanno colpito in via Gravisi. Secondo quanto preso, sebbene non ci siano telecamere che puntino sull'area colpita, i militari dell'Arma avrebbero già acquisito le immagini dei circuiti di videosorveglianza di tutta la zona, anche chiedendo la collaborazione dei residenti che hanno un sistema di telecamere privato installato sulle loro abitazioni. La fiducia è che qualche circuito possa aver intercettato il passaggio del piromane. Il fatto è successo esattamente alle 3:30 e poi i proprietari dei mezzi bruciati sono stati svegliati quindi in piena notte dai carabinieri che gli hanno comunicato cosa era appena successo. Quest'auto li aveva in dotazione mia figlia che abita qua in Campo Metastasio. E stamattina mi chiamano i carabinieri dicendomi che c'è stato un incendio doloso, guardi, un danno non tanto materiale perché la macchina era vecchia, ma avevo il fatto di dover andare in questura, denuncia, il disagio comunque di accompagnare il bambino in asilo, andare a lavorare, cioè non si fa sta roba, ma non era proprio niente cosa fare. E a margine della conferenza stampa che illustrava i dati dell'attività della Polizia di Stato nel 2024, il questore Ostuni ha anche commentato i recenti fatti di cronaca fra allarmi piromani e furti nelle abitazioni. Le attività messe in campo sono molto articolate e chiaramente su questi incendi sappiamo, ci seguiamo le cose e ci scambiamo le informazioni con i colleghi dell'Arma quotidianamente e speriamo insieme di riuscire a stanarlo. O a stanarlo o a stanarli. Però i furti, anche le truffe, danni di anziani in questo periodo sono state davvero tante, cioè ne abbiamo riportato spesso sui giornali, in televisione. Chiaramente il periodo festivo, di solito questi fenomeni tendenzialmente si registrano sempre. L'attenzione che prestiamo è molto alta. Su San Vito stiamo facendo dei servizi specifici dove ne abbiamo verificati diversi, quindi stiamo lavorando.
E adesso vediamo appunto il punto annuale sulla sicurezza da parte della Questura di Trieste. Trieste è cambiata ma non è insicura, si punta sulla prevenzione. 43 i fogli di via emessi per persone che non risiedono in città, 96 DASPO applicati, urbani e per motivi sportivi e 5 le sorveglianze speciali proposte, 56 gli ammonimenti emessi per tutelare vittime di violenza, arrestate 172 persone per vari reati, denunciate 3.123 e controllate 73.243. Nello stesso periodo sono stati controllati 17.304 veicoli e 35.400 documenti. Sono stati inoltre attuati 49 servizi straordinari, cioè 2 a settimana. Si tratta di servizi coordinati dalla Questura ai quali hanno partecipato anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Numeri che raccontano di una città che sta cambiando, considerando che nell'ultimo anno per Trieste hanno transitato 1,5 milioni di persone. Sono i dati illustrati in Questura sull'attività della Polizia di Stato nel 2024. Ci sono dei fatti che accadono che spesso e volentieri vedono il coinvolgimento di cittadini stranieri, insomma. Quindi io, come ho detto stamattina, dell'indice di delittuosità ne parleremo in una conferenza che si terrà in prefettura prossimamente e spiegheremo un attimo meglio questi fenomeni, però sicuramente tanti fatti che sono accaduti vedono protagonisti i cittadini stranieri, non posso negarlo. A Trieste si è avuto anche un incremento di 18 operatori di polizia, 13 agenti e 5 ispettori. Al netto dei trasferimenti sono stati destinati all'Ufficio Prevenzione Generale, alla Squadra Mobile e alla Digos. Devo ringraziare il signor Capo della Polizia e il Ministero dell'Interno per queste risorse in più che abbiamo avuto. Il Dipartimento, il Ministero dell'Interno è da un po' di tempo, da diverso tempo che stanno spingendo per nuovi concorsi, li stanno facendo, noi di questi siamo contenti perché comunque di risorse nuove abbiamo sempre bisogno. Queste risorse che abbiamo avuto, sono 18 persone, sono state destinate a uffici operativi e parliamo dell'Ufficio Prevenzione Generale, Squadra Mobile e Digos. Rischia di perdere l'arto l'anziano che ieri sera è scivolato alla fermata del bus di Piazza Goldoni. Il suo braccio è finito sotto le ruote del mezzo. I medici hanno tentato di tutto per salvargli il braccio, ma le ferite erano troppo gravi e ora l'uomo rischia di perdere l'arto. È il drammatico epilogo dell'incidente avvenuto ieri sera in Piazza Goldoni. Erano le 17 quando un 75enne che sostava alla fermata dell'autobus dal lato del vecchio Crème Café è inciampato proprio mentre il mezzo della linea 29 stava passando. L'uomo è caduto malamente a terra e il suo braccio è finito sotto la ruota posteriore del bus, rimanendo schiacciato. L'incidente è avvenuto davanti a decine di persone che hanno subito allertato il 118. Sul posto è giunta l'automedica e l'ambulanza, la situazione è apparsa subito grave, le ferite riportate dal 75enne avevano provocato un'emorragia, i sanitari hanno stabilizzato il malcapitato in barella e lo hanno portato d'urgenza all'ospedale di Cattinara, dove l'anziano è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il 75enne non è in pericolo di vita, ma il braccio risulterebbe compromesso. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale, che assieme alla Trieste Trasporti ha acquisito le immagini di videosorveglianza dei bus che transitavano in zona. Secondo quanto appreso, parrebbe esclusa la responsabilità del conducente. Furto a Muggia, i ladri sono entrati nella trattoria alla Risorta e alla cicchetteria bottino da diverse migliaia di euro. Blitz dei ladri a Muggia, doppio colpo al ristorante La Risorta e alla cicchetteria sul Mandracchio. È successo la scorsa notte. Ignoti, a quanto pare 2 persone, si sono introdotti nella trattoria e sono riusciti a prelevare 2 piccole casseforti installate nelle casse automatiche del locale. Non solo, non contenti del denaro, secondo una prima ricostruzione il bottino monterebbe a qualche migliaio di euro, i ladri hanno rubato anche un iPad, un dispositivo wifi e alcune bottiglie di vino. È stato uno dei dipendenti della trattoria ad accorgersi per primo di quanto avvenuto. La mattina seguente, infatti, la porta del ristorante è stata trovata aperta. Secondo quanto appreso, non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. Sul caso indaga la Polizia di Stato a caccia di elementi utili per risalire all'identità dei malintenzionati. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel corso di un incontro con la stampa, il questore di Gorizia ha tracciato il bilancio dell'attività svolta dalla polizia nel corso del 2024. Luigi Di Ruscio ha anche sottolineato un aspetto dell'impegno della questura per Gorizia 2025.
1.500 respingimenti alla frontiera, 300 rimpatri, 51 espulsioni di stranieri, 2.400 servizi di ordine pubblico, in media 6 al giorno, 666.000 identificazioni. Sono alcuni numeri relativi all'attività della polizia nel corso del 2024, resi noti dal questore di Gorizia Luigi Di Ruscio stamani nel corso di una conferenza stampa che, in attesa dell'ufficializzazione dei dati, ha anticipato di qualche settimana l'appuntamento annuale. Sono numeri, Di Ruscio lo ha sottolineato, che danno ragione all'impostazione di base del lavoro della Questura. Lavorare molto sulla prevenzione, sulla presenza delle forze di polizia sul territorio, su un'attività di rassicurazione del cittadino. In tal senso, ad esempio, parla il dato relativo all'aumento del 10% delle denunce di reati, comprese quelle per i reati di genere, segno evidente della fiducia che il cittadino ripone nelle forze dell'ordine. In crescita anche i reati causati da liti, il consumo di stupefacenti e i furti. La tecnologia può e deve aiutarci, come si sta facendo molto bene in questa regione. Telecamere e videosorveglianza ci aiutano molto nell'attività di controllo del territorio e poi anche in quella investigativa successiva, come dimostrano i fatti di cronaca. In questi mesi, inoltre, la polizia ha effettuato una serie di simulazioni per gestire al meglio la sicurezza durante Go 2025, un periodo in cui saranno particolarmente attenzionati bed and breakfast e case vacanze. Soprattutto quelli che utilizzano meccanismi automatici, tra virgolette, di accesso e che non identificano coloro i quali occupano le camere. Ricordo a questi gestori che c'è un obbligo di legge e che si può incorrere poi in corresponsabilità laddove non si identifichi colui il quale poi commette magari dei reati. La ratio della legge non è quella certo di controllare cosa faccia il cittadino, ma controllare il flusso di persone malintenzionate che si spostano da un paese a un altro. Serve parità di giudizio tra regioni sul terzo mandato. Non è possibile che esso sia consentito in alcune ma non in altre. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sulla polemica che sta spaccando la coalizione di centrodestra. Serve parità di giudizio, non capisco perché alcune regioni possano fare 3 mandati, altre no. Il governatore Fedriga va dritto al punto e dopo il batti e ribatti di voci, polemiche, fughe in avanti sul terzo mandato in un centrodestra in cui la discussione ha preso fuoco, esplicita la sua posizione su un tema che, al netto delle dichiarazioni da coalizione compatta, rischia di essere la spada di Damocle per il mandato bis della giunta regionale guidata dal 44enne leghista. Il Friuli Venezia Giulia voterà nel 2028, quindi c'è tutto il tempo possibile, chissà cosa succederà, chissà se io vorrò ricandidarmi, oggi mi piacerebbe ma non lo so nel 2028. Però dobbiamo porci una riflessione che sia estranea all'interesse particolare del momento di qualcuno e domandarci dal punto di vista democratico: possiamo lasciare la possibilità ai cittadini di scegliere? Il terzo mandato non significa che uno automaticamente fa il terzo mandato, ma che si sottopone nuovamente al giudizio libero dei cittadini. Quindi una buona dose di acqua sul fuoco delle polemiche interne. Quanto è profonda, se c'è una crisi magari con Fratelli d'Italia? No, ma con Fratelli d'Italia stiamo andando bene in modo costruttivo, credo. Sicuramente su certe cose sono da fare degli approfondimenti insieme, ma la mia coalizione, la coalizione appoggia, penso sia forte, sia coesa, andiamo avanti in questa direzione. Poi Fedriga sottolinea quelle che sono, a sua detta, le storture della legge elettorale regionale in vigore, lasciando spazio ad interpretazioni sui possibili correttivi. C'è una forza politica, ribadisco, in questo caso faccio i nomi, ma veramente con tutto il rispetto, perché questa è la norma, quindi non è colpa loro, una forza politica come il Partito Democratico, che ha preso meno voti della Lega, che ha preso il 19%, di Fratelli d'Italia che ha preso circa il 18%, della lista Fedriga che ha preso circa il 18%, ha 10 consiglieri. La Lega ne ha 9, Fratelli d'Italia ne ha 8, la lista Fedriga ne ha 8. C'è qualcosa che non funziona nella rappresentatività, perché noi dobbiamo esprimere il volere popolare e non invece delle storture legislative che purtroppo hanno portato anche a questa non rappresentanza tra il voto e la rappresentanza stessa. Dunque una considerazione finale sulla bolla mediatica relativa all'ipotesi del terzo mandato. Io ho letto ricostruzioni più fantasiosi, commenti, voci. Io garantisco che il mio obiettivo è rispettare il mandato ricevuto dai cittadini e fare le cose. E devo dire che oggi, per quanto riguarda la mia attività, sicuramente il terzo mandato non rappresenta una priorità. Anna Maria Cisint torna ad attaccare il centro-sinistra sulla questione caporalato. Il centro-sinistra non ribatte ad accuse già formulate e rilancia la polemica.
Nel corso di un incontro tenutosi con la sezione della Lega di Monfalcone, Ronchi e Staranzano, Anna Maria Cisint, parlamentare europeo e già sindaco di Monfalcone, è tornata su una serie di tematiche che le sono care. Non è più accettabile che non ci siano delle regole di ingaggio, che un terrorista possa arrivare a Monfalcone, possa arrivare a Trieste, possa arrivare in Italia e senza battere ciglio possa aprire una moschea e all'interno di quella moschea, all'interno di quel negozio, possa raccontare, possa invitare giovani o meno giovani a radicalizzarsi. Questo è inaccettabile, vogliamo delle regole. Oggi l'abbiamo raccontato. Cisint si riferisce ad immagini che ritraggono esponenti della sinistra monfalconese, segnatamente il consigliere regionale Enrico Bullian, assieme al bengalese condannato in via definitiva per estorsione nell'ambito di un processo sul caporalato, ma anche ad un incontro fra un gruppo di bengalesi e il candidato sindaco PD Diego Moretti, che non avrebbe preteso che si parlasse italiano ed accettato l'assenza delle donne. Nulla di nuovo, nulla a cui io non abbia già risposto, ribatte Bullian, che comunque ricorda a Cisint che per quanto concerne la lotta al caporalato, a Monfalcone negli anni in cui la deputata europea ha guidato la città, il numero di stranieri è cresciuto di 4.000 unità. Arriva il grande freddo che già si fa sentire, il Comune mette le mani avanti e precauzionalmente lunedì, giornata che si annuncia pesantissima, chiude i giardini pubblici. L'inizio di questo gennaio, di questo 2025, è stato caratterizzato da correnti miti occidentali che hanno portato tanta pioggia, ma appunto quota neve piuttosto elevata. Il meteorologo Osmer Giuseppe Bisalli parte dall'inizio, ovvero dalla situazione generale dei primi giorni di gennaio, prima di arrivare alle previsioni per i prossimi giorni. In queste ore invece si sta elevando l'anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito e sta consentendo quindi l'afflusso di aria più fredda e secca verso il Mediterraneo. A preoccupare già la giornata di lunedì, soprattutto per Trieste. Precauzionalmente il Comune ha annunciato la chiusura dei giardini pubblici. Infatti nei prossimi giorni ci attendiamo bora, soprattutto sulla costa e sulle zone orientali, che potrà soffiare anche forte a Trieste, soprattutto nella giornata di lunedì, con raffiche che probabilmente, qui attenzione, potrebbero raggiungere forse i 100 km orari. Soffierà vento forte anche in quota in montagna, soprattutto da nord o nord-est. Il prosieguo della settimana si annuncia relativamente più tranquillo. Temperature minime sotto lo zero in pianura, dove si avranno delle gelate diffuse durante la notte. Di giorno invece si andrà dai 4 ai 6 gradi con le massime, quindi non ci sarà un vero e proprio gelo, ma semplicemente un'ondata di freddo che comunque è normale in questo periodo dell'anno. Non sono previste precipitazioni. Arriverà già aria più mite in quota, quindi inversioni termiche, farà ancora freddo nei bassi strati, mentre in quota le temperature saranno in aumento. Allora io direi che possiamo anticipare rispetto alla scaletta la pubblicità e poi torniamo con altri servizi Rientriamo in studio e occupiamoci appunto dei 2,5 miliardi di euro spesi di aiuti pubblici per mitigare i rincari di luce e gas per le aziende. Quest'anno le bollette potrebbero costare all'intero sistema imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia ben 502 milioni di euro in più rispetto al 2024, pari a un aumento del 19,2%. In totale la spesa complessiva dovrebbe toccare i 3,1 miliardi, di questi 2,4 sarebbero per l'energia elettrica e 736 milioni per il gas. Queste stime arrivano dall'ufficio studi della CGA di Mestre e si basano su un'ipotesi del prezzo medio dell'energia elettrica nel 2025 di 150 euro per megawatt ora e del gas a 50 euro per megawatt ora, mantenendo così una proporzione di 3:1 tra le due tariffe come si è verificato nei 2 anni precedenti. Per quanto riguarda i consumi si è fatto riferimento ai dati del 2023 e si è ipotizzato che rimangano costanti anche nei successivi 2 anni. Dall'aumento delle bollette le imprese del Friuli Venezia Giulia subirebbero un aggravio di oltre 500 milioni di euro. Ma anche le conseguenze di questi rincari sarebbero altrettanto gravi. Pensiamo ad un'impennata dell'inflazione che costringerebbe la BCE ad alzare i tassi di interesse. Questo chiaramente andrebbe a colpire i consumi, gli investimenti e la crescita del nostro PIL. Perciò è fondamentale mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo e utilizzare subito in modo efficace i fondi del PNRR.
Ricordo che entro il 2026 ne dobbiamo mettere a terra altri 130 miliardi. È una cifra importantissima che, se ben investita, può ridare slancio anche al Friuli Venezia Giulia e un futuro più sereno a tutto il paese. Andiamo a teatro adesso al Rossetti, dove fino a domani è ancora in scena Come From Away. La visione di uno spettacolo teatrale, a maggior ragione se si tratta di un musical, quando agli autori e agli spettatori arride una certa fortuna, è motivo di interesse, gioia e spunto magari per una o più riflessioni. Resta nella memoria se si registra la felice congiunzione dei pianeti partitura e storia, ma appunto finisce qui. Non è un momento così fondamentale nella vita di una persona. Assistendovi non si viene a conoscenza della formula della Coca-Cola né di progetti particolari e segreti, tanto da volerli immediatamente rivelare. Si capisce sempre meno perciò la rigidità di quelle compagnie, soprattutto statunitensi e britanniche, che, sorde ad ogni richiesta ed assicurazione da parte dei teatri, impediscono alle redazioni televisive di effettuare immagini, ancorché parziali, degli spettacoli, costringendo i redattori dei servizi ad utilizzare gli anonimi trailer da esse forniti con estrema parsimonia, come nel caso di Come From Away, lo show che resterà al Politeama Rossetti fino a domenica. Onusto di premi, anche il teatro ha le sue annate migliori, come il vino, non sempre è il 2003, lo spettacolo non racconta direttamente la tragedia dell'11 settembre, racconta quanto accaduto nella cittadina canadese di Gander, nel cui piccolo aeroporto, dopo gli attentati, atterrarono 38 aerei. Uno spunto interessante, non c'è che dire, risolto però in maniera quantomeno discontinua. Se infatti è mirabile la facilità attraverso la quale ognuno dei 12 interpreti passa da un personaggio all'altro e l'intero cast si muove da una situazione all'altra, vero è che i vari episodi necessariamente rimandano a situazioni troppo tipiche di pellicole quali la serie Airport, ben inteso senza quella asciutta ironia che per un breve periodo si impossessa persino del Sully di Clint Eastwood. Se poi, nonostante una partitura che rimanda in più di un'occasione a Rent e persino a Les Misérables, che 7 sono le note, si esce dal teatro senza avere in testa alcuna delle melodie susseguitesi per un centinaio scarso di minuti, l'intera operazione va archiviata fra quelle riuscite a metà e sarebbe già tanto. Una doppietta di Marco Olivieri incorona l'Unione nello scontro salvezza contro il Caldiero Terme. Trovato Vertainen, poi la progressione, il pallone al centro, il tiro della Triestina, subito un pericolo. Triestina molto pericolosa sin dalle battute iniziali della partita. Ora recupera palla con Vertainen, il pallone sulla destra, il tiro e il gol sfiorato della Triestina. Il pallone che non passa poi al centro. Pericolo sventato per la Triestina. Valocchia per Correia. Correia davanti a sé l'avversario, lo salta da sulla destra, il tiro di Razrak. Il dai e vai tra i giocatori rosso-labardati. Si chiude il triangolo, poi il pallone, Correia, Vertainen al centro. Pallone parato e poi ribattuto. Pallone ancora per Correia, fra due avversari, trova Valocchia la finestra per il tiro di Valocchia in porta. Ancora movimento in area, il pallone giù che viene toccato direttamente fuori da Ross. L'arbitro dice che è finita qui e quindi si va negli spogliatoi a bere un tè caldo. Recupera poi Florio che va al traversone a centro area, pallone che passa lungo tutta l'area piccola e finisce sul fondo. Valocchia, pallone lungo, testa e parata. E ancora Marco Olivieri, l'1 contro 1 sulla destra, alza la testa, serve al centro la possibilità del tiro di Valocchia, poi decide di saltare l'uomo, peccato, poteva andare alla conclusione. C'è rigore. Olivieri contro Crespi, gol! Olivieri in gol! Ancora lui, ancora Marco Olivieri. Attenzione, non è finita qui perché il Caldiero ha grandi qualità e le ha dimostrate. Spiazza immediatamente il portiere Olivieri. Il pallone recuperato da Omar Correia a centrocampo. Tocca per il suggerimento, poi filtrante, il tiro di Fiordilino. Il corner del Caldiero, testa Mucchio, occhio al tiro che finisce sopra la traversa.
Triestina con Tonetto, ancora D'Urso, prova ad uscirne, mani, e l'arbitro pare non avere dubbi. Non ha dubbi, quindi mani in area, quindi rigore. Vediamo se farà lo stesso, decide di cambiare. Olivieri, tiro, gol! Olivieri, ancora lui, ancora Marco Olivieri, doppietta. Ipoteca seria, concreta, importantissima, piazzata su questa partita da parte dell'Unione con un gelido, un killer dal dischetto. Fiordilino, il tiro da fuori area, Fiordilino, gran tiro. Correia è pronto, battuta in direzione di D'Urso che la trattiene ed è finita. Triplice fischio finale, la Triestina vince sul campo del Caldiero Terme con doppietta, entrambi rigori da parte di Marco Olivieri che sale a quota 7 gol in campionato. La Triestina a quota 19 punti in classifica. Ricordatevi che la partita verrà trasmessa alle 21:30. Con il match di domani alle 19 per la Trieste contro l'Estra Pistoia termina il girone di andata in A1 della Pallacanestro Trieste, già qualificata con una giornata di anticipo alle Final 8 di Coppa Italia. Sentiamo le parole dell'allenatore Jemion Christian. You know, we talked about there are about 7 natural finishes through the course of the season. One of those natural finishes is actually halfway through, you know, and a natural finish is where you have a true gauge of where you are with the opposing teams, right? So you have the halfway through the season, you have Supercopa, which also is a gauge of where you are with the top 8 teams in the league. You have the ending of the year, you have both playoff series, and then you also have the finals. And so we really want to be a team that dominates these natural endings of things, playing our best when you're kind of transitioning to the next phase. This is the first opportunity that we have to do. Giro di boa, il termine del girone d'andata come primo traguardo per la squadra di coach Christian. L'allenatore americano riconosce la grande importanza della gara con Pistoia per chiudere al meglio la prima metà stagione e rimpolpare quel bilancio di vittorie casalinghe, 3 a fronte delle ottime 5 in trasferta, per tornare a fare del Pala Trieste un fortino, anche in proiezione playoff. And we also recognize that we've played much better on the road than we have at home. And our home fans deserve to see a team that comes out here and compete like we always do, but they deserve us to finish it off. So we're excited for an opportunity to kind of serve both of those ideas. Quanto alle difficoltà di affrontare l'Estra, che lotta per la salvezza, recupera Maverick Rowan e dovrebbe far esordire l'ex biancorosso Cook, la principale incognita è saper interpretare il gioco di una formazione che ha cambiato moltissimo in pochi mesi. There are a lot of challenges that a team like this presents itself. One of those challenges is the ability to do things that are unexpected. So, you know, we're going to really need to be a connected group that really has a high level of communication and that really has the ability to adjust on the fly. My bet is that within the first quarter we'll start to figure out their way of attack, and we've got good veteran guys and good communication skills to be able to adjust to that. Vi ricordo domani alle 13:20 noi ritorniamo con il telegiornale e vi saluto con le immagini del presepe della famiglia Sau Castiglione. Buona serata a tutti e arrivederci.